Tan benessere ad oggi, come diceva spesso un cittadino di Carcento che è mancato qualche mese fa, mi rivolgo a voi nella lingua che mi è stata insegnata a scuola, che è più facile di comprensione per tutti, che l'italiano, purtroppo. È la coinea, è la coinea. No, per noi la coinea è un'altra roba. Lasciamo perdere. Allora, niente, c'è una proposta che da parte del mondo autonomista qui del Friuli è stata girata al Partito Popolare del Nord, che l'ha accolta nel suo programma territoriale, che è una questione vecchia, storica dell'autonomismo friulano, quello della risoluzione dei rapporti tra Trieste e il Friuli. È una storia vecchia che risale all'origine della Costituzione italiana, che aveva messo in parcheggio lo statuto speciale della nostra regione in attesa che su Trieste si capisse se c'era possibilità di riunirla all'Istria. Poi sappiamo tutti come è andata la storia, e purtroppo a Trieste è stata compensata dandogli un predominio sul territorio friulano che noi abbiamo sempre mal digerito. Ma non è solo per invidia. Nel corso degli anni l'autonomia della nostra regione, che era nata attorno a questa soluzione ibrida, ha dato nei primi anni delle risposte efficienti, perché la classe politica espressa dalla gente del tempo, dagli imprenditori, dalla classe intellettuale del Friuli di Trieste era un'altra classe, un'altra preparazione, tanto che nel terremoto del 76 l'autonomia della nostra regione ci ha consentito di ricostruire in maniera efficiente, senza dilapidare miliardi di tempi, il nostro territorio. Ma io credo che alla prova degli anni ormai questa cosa dà grossi segni di logoramento. C'è il sindaco di Tarcento qui che può testimoniarmi che la nostra regione per i comuni affermi tantissimi soldi che non riesce a far spendere sul territorio. I comuni di questa cosa ne risentono, non per colpa di inefficienza dei comuni, ma perché i comuni sono lasciati allo sbando, non hanno più personale, la complessità burocratica del portare avanti le cose rispetto a 50 anni fa è aumentata, quindi nel frattempo il settore pubblico della nostra regione si sta trasferendo progressivamente dagli enti locali giù a Trieste, nell'ente centrale della regione. Noi riteniamo che la situazione debba essere presa in mano e ribaltata, per cui portiamo avanti l'istanza che è quella di riformulare l'architettura istituzionale della nostra regione, cosa che può essere fatta perché negli ultimi 10 anni 2 volte il nostro statuto è stato toccato, prima per togliere, poi per rimettere le province, con risultati disastrosi, quando secondo noi la proposta più sensata è quella di rivedere le cose, di trasformare la regione sul modello già esistente, efficiente della regione autonoma Trentino-Alto Adige, dove la regione diventa un ente di secondo livello che riunisce 2 enti statutari autonomi che sono le province del Friuli e quella di Trieste. Quindi la regione secondo noi dovrebbe diventare un ente secondario che stabilisce solo i bilanci generali della regione, e poi l'amministrazione e l'applicazione delle politiche sul territorio deve essere demandata a 2 province che abbiano l'elezione diretta dei loro amministratori. Sotto invece proponiamo che i comuni si possano liberamente riorganizzare su aree mandamentali, quindi le province individuano le materie che vengono demandate ai comuni, gli trasferiscono il personale, quindi dalla regione lo trasferiamo agli enti locali,
e gli enti locali decideranno come consorziarsi, come confederarsi all'interno di questi enti mandamentali che rispondono un po' alle forme amministrative che c'erano fino agli anni 50, ma che davano risposte immediate al territorio. Questo perché? Perché noi pensiamo che non si può essere federalisti di principio solo a livello nazionale, con declamazioni, e poi quando si arriva sul territorio regionale dimenticare tutto, perché è più comodo gestire in maniera centrale le politiche, perché si trasferiscono i contributi in maniera clientelare, così raccogliendo i voti e facendo un po' di familismo all'interno dei gruppi per proprio mantenersi una base di rielezione. No, noi pensiamo che il cittadino debba avere l'amministratore più vicino a sé, deve valutare come lavora e quindi premiarlo o punirlo con il voto, cosa che mentre la regione viene gestita centralmente da Trieste non può essere fatta, perché il cittadino non ha riscontro di come vengono gestiti i suoi soldi. Il cittadino non decide più niente, ma anche gli stessi consiglieri regionali ormai sono entrati dentro in un vortice dove corrispondono elargizioni solo con l'obiettivo di essere rieletti in maniera clientelare. È brutto da dire, ma purtroppo la cosa si è trasformata così. Quindi noi riteniamo che sia logico per un partito che fa della sua bandiera l'autonomismo proprio quello di riprendere in mano una rivendicazione storica dell'autonomismo friulano e riorganizzare la gestione del territorio su due aree, non dico separate, ma in due aree che siano autonome. Trieste da una parte e Friuli dall'altra. Friuli poi deciderà, per conto suo, crediamo che sia maturo di farlo, come essere gestito al proprio interno. Io vi ringrazio per questo spazio che mi avete concesso e torno la parola al senatore.